Residence degli Ulivi, l'incanto della natura per chi vive in città. Telefono 0962 96 4192 348 01 17 609. Beni per un valore di 8 milioni di euro sono stati sequestrati dalla DIA a un presunto affiliato all''ndrangheta, Vincenzo Verterano, 46 anni, nato a Torino, ma appartenente a una famiglia di origini calabrese. Si tratta di 2 aziende del settore autodemolizione con sede a Torino, 10 unità immobiliari tra cui appartamenti, autorimesse e fabbricati destinati a negozi e case ubicate a Torino, Borgaro Torinese, Villa De Atti e Marina di Gioiosa Ionica. Verterano ha precedenti per traffico di stupefacenti, tentato omicidio e porto abusivo di armi. Sono stati arrestati i presunti autori dell'omicidio del bulgaro Alekandar Boyaziev, 52 anni, trovato morto per strada ieri a Rossano. I carabinieri hanno arrestato per omicidio preterintenzionale Giovanni Battista Tarantino, 49 anni, ed il figlio Mario, 19, entrambi di Rossano. All'origine del delitto ci sarebbero futili motivi dovuti a questioni di vicinato. I 2 avrebbero avuto un diverbio con la vittima degenerato in una violenta colluttazione. Il bulgaro, secondo gli accertamenti dei sanitari, è morto per un infarto sopraggiunto per le percosse ricevute. Saranno la candidata del PD Elisabetta Tripodi e l'ex sindaco Giacomo Saccomanno, sostenuto da una coalizione di liste civiche, a contendersi la carica di sindaco di Rosarno. Al termine dello spoglio delle schede delle 17 sezioni, infatti, secondo i dati forniti dall'ufficio elettorale del comune, Elisabetta Tripodi ha ottenuto 3.907 preferenze, pari al 46,5%, mentre Saccomanno è arrivata a 3.377 voti, pari al 40,2%. Distanziato il terzo candidato Raimondo Paparatti, sostenuto dal PDL, che ha avuto 1.115 consensi, pari al 13,3%. Il turno di ballottaggio è in programma il 12 e 13 dicembre. Il Consiglio regionale si è concluso con la replica del Presidente della Giunta, Giuseppe Scopelliti. Ringrazio l'assessore Gentile, ha detto, per il risultato ottenuto con il Ministero dell'Ambiente. Oggi, rispetto al tema della salvaguardia del territorio, partiamo da un dato finanziario ufficiale. La sottoscrizione con il Ministro Prestigiacomo di un accordo di 110 milioni di euro per il dissesto idrogeologico della Calabria è un dato significativo. Confindustria Cosenza ed il Banco di Napoli hanno sottoscritto un nuovo accordo che prevede 100 milioni di euro per sostenere lo sviluppo delle piccole e medie imprese della Calabria. L'accordo, che fa seguito a quello del 2009, si prefigge di assistere le piccole e medie imprese industriali nell'attuale fase congiunturale, ancora difficile ma certamente più orientata alla crescita e allo sviluppo. L'intesa è stata sottoscritta dai vertici dell'Associazione degli Industriali Cosentini e dai massimi dirigenti d'area dell'Istituto Bancario. Abusi, tutela e difesa di donne e minori. E questo è il titolo del convegno promosso presso il Grand Hotel President Siderno, dalla sezione locale della FIDAPA. A relazionare l'incontro è stato Antonio Marziale, presidente osservatorio sui diritti dei minori, introdotto dalla professoressa Carmelita Cilea, presidente FIDAPA di Locri, e l'avvocato Maria Cristina Caracciolo, presidente della Camera Minorile. Il convegno è accreditato presso l'Ordine degli Avvocati del Foro di Locri. Il prossimo 15 dicembre la Curia Arcivescovile di Crotone e Santa Severina darà il via ad una scuola di politica di educazione alla socialità e all'impegno, attraverso il centro Giovanni Paolo II. A comunicarlo ieri, nel corso di un incontro con la stampa, Monsignor Domenico Graziani, vescovo di Crotone. Tra i docenti Luca Diotallevi e Vincenzo Bova. Il progetto prevede la realizzazione di una rete di condivisione con le varie realtà ecclesiali come le parrocchie e le associazioni di volontariato. È stato presentato il programma di concerti organizzato per il Teatro Cosentino dalla neo-associazione Tecneo Onlus, associazione che ha come obiettivo quello di strappare dallo stato di mera contemplazione i luoghi di cultura della città. Il concerto di apertura, in programma il 7 dicembre, è affidato alla cantante newyorkese Amy Coleman, che sarà accompagnata da una band composta da giovani musicisti calabresi: Giuseppe Romagno, Maurizio Mirabelli, Angelo Mirabelli, Elisa Brown e Aurelia Zuccaro.